Anche per il Treviso Calcio che fallisce contro il Cremone, i biancocelesti falliscono per 2-0. Mister Maurizi contava di chiudersi bene e ripartire per far male, ma l'unico capace di tenere in piedi la partita è stato Campironi con le sue prodezze. Vediamo. Il fischio parte, Lenoci, la battuta ed è rete. Cremonese in vantaggio al 34esimo minuto con Lenoci, sembra essere partito con qualche secondo di ritardo il portiere del Treviso Campironi. Barriera a 2, anzi a 3 per il Treviso, potrebbe anche tentare la battuta in porta Lenoci, 2 minuti di recupero. Lenoci, il tocco indietro, c'è un tiro e poi il pallone toccato da Sì con una mano, calcio di rigore conquistato dal Cremonese. Marotta contro Campironi, il tiro, la parata, Campironi ha tentato il cucchiaio, Marotta, c'è libero a centro area Visconti, Lenoci va da solo, palla per Visconti, il sinistro, Campironi. Armenise, Buchel, palla profonda di prima, forse un po' troppo lunga, vediamo se ci arriva, invece sì, attenzione Marotta ed è il gol. Il 2-0 della Cremonese al 44esimo che chiude definitivamente la partita. Ha dormito un po' la difesa del Treviso in questa azione. Oggi sicuramente siamo stati timidi in campo e volevamo fare una partita così, fare scoprire un po' la Cremonese e poi colpirla, ma non siamo riusciti a gestire una palla, abbiamo coperto male le zone del campo, coperto male le zone del campo no forse, ma non siamo riusciti a ripartire, siamo stati senza personalità, molto timidi e forse è stato sì, da un punto di vista così dello spettacolo, dal punto di vista tecnico-tattico, il peggior Treviso dell'anno.